Voglio qui rivolgere anzitutto un pensiero a Renzo Rossi, Natalino Gavagnin e Giovanni Rampazzo, che nei giorni scorsi hanno perso la vita in due gravissimi incidenti nella laguna di Venezia. Approdati alla Camera ieri sera verso le 20:30 i tragici fatti che hanno funestato la laguna di Venezia nello scorso fine settimana. A prendere parola in aula il deputato veneziano Nicola Pellicani del PD. La laguna è attraversata da imbarcazioni che sfrecciano ad altissima velocità, generando pericoli, moto ondoso, fino a mettere a rischio la stessa vita delle persone. È necessario intervenire al più presto, intensificando i controlli sui limiti di velocità, sui motori spesso truccati e sul traffico acqueo. Vanno senz'altro inasprite le sanzioni e reso finalmente operativa l'obbligo di installazione del GPS a bordo delle imbarcazioni, a partire da quelle in possesso di licenze comunali. È giunto il momento di una gestione unitaria delle acque in laguna. Parlamento e governo non possono trascurare il dossier Venezia e abbandonare la città a se stessa. Così Pellicani nell'interrogazione ai ministri delle infrastrutture e dell'interno. È necessario anzitutto porre ordine nel governo della laguna, una gestione oggi frammentata in una miriade di competenze fra comune, provveditorato alle opere pubbliche, capitaneria di porto, autorità portuale, città metropolitana e regione. In questo senso esiste già una legge mai entrata in vigore che punta a trasferire alla città metropolitana la competenza relativa alla disciplina della navigazione, ma il tema complessivo della gestione della laguna va ripreso in mano con urgenza, puntando ad un aggiornamento della legge speciale, strumento fondamentale per il governo di una città unica qual è Venezia. Nell'intervento la richiesta di sapere quali iniziative intende assumere il governo per quanto di propria competenza, anche per implementare gli organici delle forze dell'ordine per un maggiore e più efficace controllo della laguna, al fine di prevenire tragedie che hanno profondamente colpito la comunità veneziana. Venezia è città patrimonio mondiale dell'umanità, non può essere abbandonata a se stessa, noi non lo consentiremo.